al Consiglio regionale che ci ospita qui, grazie in particolare al consigliere Mosco, all'assessore Mantovan che sono qui presenti e hanno voluto questa conferenza stampa. Io in questo momento parlo in doppia veste da Micaela Faggiani, giornalista e presidente del cantiere delle donne APS. Ho il piacere di essere qui per presentare la fine di questo lavoro, un cortometraggio, Love Cake è il titolo esatto, il rumore delle immagini è diciamo il progetto che appunto ha conglobato tutto, è un lavoro partito ancora lo scorso anno, quasi un'impresa impossibile perché abbiamo realizzato una raccolta fonti, un crowdfunding proprio per sostenere il progetto che è andato molto meglio del previsto, abbiamo raccolto più fondi di quelli che dovevamo, tanto che abbiamo aggiunto dei pezzi per realizzare un cortometraggio scritto, sceneggiato, montato da 4 scuole di Padova e una parte degli studenti sono qui oggi proprio per raccontarci il loro vissuto sulla parità di genere e quello che è anche il rispetto appunto delle varie differenze, ma ve lo faccio raccontare da loro. Io voglio subito dare la parola al consigliere Eleonora Mosco che ci ospita qui oggi. Beh, intanto buongiorno a tutti, benvenuti in questa splendida sala, nella sala Oriana Fallaci a Palazzo Ferrofini. Io desidero intanto portare i saluti a tutti voi e in particolare vi porto i saluti del presidente Luca Zaia che è estremamente orgoglioso di questa iniziativa, del Consiglio regionale e ringrazio la presenza dell'assessore regionale Valeria Montovan che tra i tanti impegni è riuscita a dare oggi il suo prezioso contributo con la sua autorevole presenza. Ringrazio ovviamente Micaela Faggiani, presidente del cantiere delle donne APS, saluto e ringrazio Martina Cazzi, executive del progetto, tutti ovviamente i dirigenti scolastici e i ragazzi che sono i professori e i ragazzi che sono qui oggi e quelli che poi che conosceremo durante le proiezioni dei film e che hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario progetto. 2 parole, come Consiglio regionale noi siamo orgogliosi di lanciare, di presentare questa iniziativa perché viviamo in un tempo estremamente complesso in cui si parla molto di giovani, ma si parla di fragilità, di distanza dalla politica, di disinteresse dal bene comune. E invece noi siamo qui per dire che non è questa solo la generazione dei giovani, o almeno non è assolutamente una fotografia completa. Quella che c'è qui oggi rappresentata in piccola parte, ma che sono poi i ragazzi che hanno realizzato questo progetto, lasciatemelo dire, sono veramente la parte più bella della nostra società. 30 ragazze e ragazzi che invece di subire il mondo hanno deciso di raccontarlo, di interrogarlo e anche di trasformarlo. Questa è la gioventù che il presidente Stefani vuole valorizzare, vuole sostenere, che l'assessore Mantovan ogni giorno nella sua attività quotidiana sta valorizzando appunto e mettendo al centro dell'agenda politica. Il rumore delle immagini quindi è un progetto meraviglioso che adesso verrà descritto, ma è la prova più concreta che esiste un modo di fare cultura, di fare educazione, di fare prevenzione sociale nella nostra terra, nel nostro Veneto. Ed è un modo che parte dall'ascolto, che attraversa le scuole ma non si ferma alle classi e che utilizza il cinema, che è il metodo più potente che l'umanità potesse creare e inventare per affrontare quello che anche le istituzioni non dicono talvolta in modo così chiaro, e cioè che la parità di genere ha fatto certamente dei grandissimi passi in avanti, ma non è una conquista, che gli stereotipi non sono dei fantasmi del passato e che le relazioni, quelle sane, si costruiscono, si imparano e si raccontano. E quindi questo è, come dire, un cortometraggio realizzato dai ragazzi che parla ai giovani. Questa vi potrà sembrare una frase molto semplice, però dentro a questa frase c'è una visione molto chiara. E c'è una visione di come si cambia la famosa cultura, cioè non più dall'alto verso il basso, nei convegni, nei palazzi, ma dal basso, e cioè
attraverso le storie e le voci di chi vive sulla propria pelle questo tipo di relazioni e di stereotipi. Quindi noi come classe, come rappresentanti anche della Regione Veneto abbiamo una responsabilità enorme, l'assessore poi si addentrerà di sicuro molto meglio di me. I dati ci parlano comunque di, ahimè, una donna su 3 che ha subito una violenza nella propria vita, che il gap salariale continua a persistere, che molto spesso giovani donne abbandonano l'idea di poter raggiungere i propri sogni perché non li ritengono alla loro altezza. Ma proprio per questo i dati ci dicono anche che quando si lavora sulla consapevolezza sin dalla giovane età, già dalle scuole primarie, e quando si danno ai ragazzi gli strumenti per riconoscere e smontare gli stereotipi, allora qualcosa davvero cambia. E quindi io chiudo perché sono tante le cose che si potrebbero dire. Serve di sicuro un lavoro continuo, capillare, radicato nel nostro territorio. Voglio anche ricordare gli 11.000 euro raccolti in crowdfunding, quindi un voto di fiducia che è stato dato, come dire questa è una scelta vincente, è un modello che funziona dove vale la pena assolutamente investire. Io mi auguro, ed è la visione del Consiglio regionale del Veneto, che esperienze come queste siano sempre di più sistema, e cioè non degli episodi isolati, per quanto straordinari, importanti, ma che siano strutturati, delle pratiche strutturali che poi siano replicabili. Chiudo perché Quintiliano diceva: i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Ecco, io penso che il lavoro straordinario che ha fatto il Cantiere delle Donne, che fa da tanti anni a Padova, ma anche per il territorio della Regione Veneto, vada proprio in questa direzione. E io quindi mi auguro che il compito delle istituzioni della Regione Veneto sia quello di continuare a mantenere accese queste fiaccole, e grazie per questo progetto straordinario, grazie a questi ragazzi per la vostra attività e per costruire un futuro all'insegna di relazioni sane, umane e libere. Grazie. Grazie al consigliere Mosco anche per queste parole che ci rincuorano, per tutto il lavoro fatto soprattutto dai ragazzi. L'assessore ci ha detto che ci inviterà alla Mostra del Cinema di Venezia, noi lo prendiamo, ho spoilerato, però insomma l'ho lanciato, ho fatto l'assist, quindi assessore Valeria Mantovana, assessore alla cultura ma anche alla formazione della Regione del Veneto, alla quale cedo molto volentieri la parola. Grazie Michaela, buongiorno a tutti. Innanzitutto è un piacere essere qui con voi e desidero anche esprimere il mio sincero ringraziamento a tutto il grande lavoro che fa il Cantiere delle Donne ogni giorno, ogni anno, da tanti anni, e soprattutto alle realtà educative e formative che hanno avuto la sensibilità di aderire a questo progetto, e poi a voi, studenti e studentesse, che vi siete messi in gioco. Lo strumento audiovisivo, banalmente chiamato il cinema, è sicuramente un linguaggio comunicativo efficace, adatto a intercettare anche quelle fasce, no, di interlocutori che magari sono un po' più pigri nel, in qualche modo, apprendere quelli che possono essere messaggi positivi legati alla battaglia delle battaglie, che è quella appunto di rendere realmente concreta e veritiera quella che è la parità di genere. Tra l'altro stiamo vivendo una stagione eccezionale come Veneto, perché insomma qualcuno di voi saprà che ai David di Donatello per la prima volta ha vinto un regista veneto, bellunese, quindi un territorio anche diciamo piccolo rispetto alle altre province, che ha fatto il record di statuette di David di Donatello, ricevendone ben 8. Quindi non si sa mai che all'interno di questa esperienza scoprite qualcosa, magari qualche talento, qualche vocazione che vi porti un domani anche a raggiungere, chissà, quale altro risultato. Ma la cosa davvero eccezionale di questo progetto è il vostro sguardo. Il vostro sguardo, perché avrete sicuramente, e il percorso vi ha portato a farlo, anche inevitabilmente, affrontato temi come la parità di genere, la violenza sulle donne e tutti quei temi che hanno un senso profondo e che purtroppo attanagliano ancora la nostra società, ma l'avete fatto con uno sguardo autentico, che è quello della vostra generazione, quello pulito, quello ancora forse libero da quegli stereotipi che in qualche modo poi la società, con il passare degli anni, in qualche modo fossilizza.
E questa è la specialità, è la particolarità, è il punto di forza del vostro progetto, che avrò sicuramente il piacere di vedere e sicuramente il piacere di sostenere. Ecco perché dicevo a Micaela che vi aspetto con molto entusiasmo, anche la consigliera Mosco si intende, alla Mostra del Cinema di Venezia, perché magari proietteremo il vostro progetto, che è un progetto di educazione, di sensibilità, anche di, in qualche modo, di inclusione rispetto magari a chi si ritiene distante o che comunque questi temi non possano toccarlo. Tra l'altro siete doppiamente straordinari perché vi siete autofinanziati, un'attività di crowdfunding che ha dimostrato come territorio, istituzioni e associazioni possono creare qualcosa di straordinario, quindi superare anche i vincoli che purtroppo ci sono in ogni giorno nella nostra quotidianità, in primis quello magari dei limiti finanziari ed economici, e voi l'avete superato, che non è scontato. Però questo vuol dire che le persone hanno scelto di darvi fiducia, decidendo di investire in questo progetto hanno scelto di darvi fiducia. E allora il vostro messaggio, che ha ricevuto già la fiducia del territorio, che coinvolge 4 realtà educative del Padovano, che ringrazio, vedo qui molti dirigenti, molti docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo progetto, va in qualche modo supportata e valorizzata. Ecco perché è fondamentale oggi la presenza delle istituzioni, in primis della consigliera Mosco, che ha fatto sì che questa conferenza si svolgesse, ma anche quella della mia persona in qualità di assessore alla formazione e all'istruzione, ma anche alla parità di genere. Io come assessore, ma direi come Valeria, come cittadino, ci tengo a farvi innanzitutto arrivare il mio più sentito e sincero impegno in questo senso. Sarà mia cura in qualche modo contribuire alla divulgazione di quello che è il vostro progetto, e sicuramente se continueremo su questa strada dimostrando di sapere fare squadra, vorrà dire che saremo indubbiamente sulla strada giusta. Quindi a voi tutti buon lavoro, vi auguro naturalmente tanto successo. La Regione del Veneto è orgogliosa di avere anche questi giovani che ci rappresentano e siamo fieri di sostenerli. Grazie ancora. Grazie Assessore, grazie Consigliere Mosco, perché io le conosco al di là della figura istituzionale, come Eleonore, come Valeria, so che ci tengono molto a queste tematiche e sono sempre pronte a sostenerle. Anch'io devo dire un grazie a tutte le scuole presenti, a tutti i dirigenti, ai dirigenti delle 4 scuole, ma anche veramente alle persone che ci hanno dato fiducia. Sono state in tante, non solo per questo crowdfunding, anche i nostri associati, anche i nostri amici hanno messo a disposizione dei prodotti, dei servizi che hanno regalato proprio per permettere questo crowdfunding. Devo ringraziare, che così non mi dimentico, anche i supermercati Ali e Bergamino Arredamento, perché hanno sfamato i ragazzi durante 3 giorni interi di riprese e ci hanno dato, veramente hanno detto, sono stati bravissimi, hanno anche pulito tutto, una cucina in esposizione dove i ragazzi hanno poi realizzato il corto, perché adesso ci spiegheranno, hanno scelto tutto loro, anche la sceneggiatura, hanno ideato tutto. E ovviamente a fianco a me tutte le donne, gli uomini del cantiere delle donne, il direttivo, ma anche appunto una regista che poi è l'executive del progetto, che è Martina Cazzi, che ha tirato le fila di tutto. L'idea era quello di far parlare i giovani, di creare un dialogo intergenerazionale. Ci siamo date come cantiere delle donne nel 2026 questo obiettivo, questa mission, in tante maniere. Il rumore delle immagini arriva in un percorso molto lungo, fatto di anni. Siamo partiti dal rumore delle parole, l'instant book che abbiamo presentato proprio a Palazzo Barbi, ormai mi sembra 2 anni fa, se non sbaglio, dove c'era la prefazione dell'allora presidente della regione Luca Zaia. È stato un libro nato dalla pancia di tante donne che hanno voluto raccontare le loro forme di violenza quotidiane dopo l'episodio di Giulia Cecchettin. Questo libro è andato a sostenere una casa di fuga del gruppo Polis nel Padovano. Da qui poi ne è nato un podcast che abbiamo presentato sempre con Regione Veneto, tra l'altro a Bruxelles, questo circa 1 anno fa. Abbiamo detto non ci fermiamo, dopo libro, podcast, vogliamo fare anche un corto, ma vogliamo farlo fare ai ragazzi. Da qui nasce il rumore delle immagini, ovviamente, che percorre questo filo rosso, e Love Cake. Quindi adesso chiamo Martina Cazzi a presentarci tutti i lavori, perché appunto è stato un lungo percorso fatto nelle scuole. Abbiamo girato proprio le scuole con i ragazzi sono stati scelti, un po' hanno scelto loro di venire, un po' sono stati scelti dalle scuole, circa una 30-35 ragazzi che per tanti giorni adesso ci racconteranno, fatto scuola, tra l'altro anche con un momento di approfondimento con 2 psicologhe,
Federica Sandi è qui con noi oggi, che è anche vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e le Psicologhe del Veneto, proprio per affrontare la tematica. Da lì hanno scelto la storia, l'hanno scritta, l'hanno montata, hanno ripreso e ne è uscito questo che adesso Martina ci racconta. Va bene, io come al solito non ho preparato niente. No. Quindi però in realtà è un piacere essere qui perché, come diceva Michela, è stato un progetto molto sudato, molto sofferto, soprattutto ma da tutte le fasi, anche quella del crowdfunding, in cui appunto abbiamo seguito un corso per poter fare il crowdfunding, da cui poi è andato tutto molto bene. E io non aggiungo moltissimo rispetto a quello che ha detto Michela, perché poi avrei piacere che, così come abbiamo dato voce a loro per il corto, insomma, si prendano la voce anche oggi i ragazzi e le ragazze. Io aggiungo solo questa cosa qui, che la dirò anche il 29, secondo me è davvero un prodotto che hanno fatto loro, nel senso che sono stati accompagnate dai professionisti, chiaramente, perché l'idea era quella di comunque fare un prodotto professionale da poter mandare poi ai festival, eccetera. Però lo hanno davvero pensato loro, l'idea è venuta fuori da loro, l'abbiamo poi scritta assieme a uno sceneggiatore, però il concetto, l'idea, la sinossi è venuta fuori da loro e le tematiche sono venute fuori da loro e riguardano, dicevo in una discussione che abbiamo avuto all'interno del cantiere, riguardano più l'equità di genere, perché bisogna partire da lì probabilmente per poi riuscire a lavorare sulla violenza. E questa cosa ci è piaciuta moltissimo, ci hanno davvero dato voce a tutti i loro pensieri che hanno, insomma, su questa tematica, e da lì poi hanno cominciato a lavorare davvero nel progetto, quindi c'è chi ha cominciato a ragionare sulla regia, chi ha cominciato a guardare la macchina da presa, sul set erano davvero attivi, cioè hanno fatto loro le riprese, sempre monitorati dai nostri occhi attenti, hanno fatto loro la regia, loro i costumi li hanno pensati loro, il trucco l'hanno pensato loro, la scenografia, cioè hanno veramente, è tutto opera del loro lavoro, insomma io sono molto contenta di questo. In parallelo, perché non si sta dicendo ma è importante, è stato girato anche un documentario, di cui qui abbiamo un paio di persone, se non sbaglio, che ne si sono occupate, del progetto, per cui il gruppo, come dire, si è diviso. Da una parte c'è stato chi ha lavorato più direttamente sul cortometraggio e c'è stato invece chi ha raccontato con i suoi occhi, e sempre anche lì seguito da un professionista, il progetto nella sua interezza, quindi da dove si è partiti e da dove si è arrivati. Quindi il 29, in cui ci sarà la prima, ci saranno appunto questi due progetti in parallelo che verranno proiettati. E basta, fino ad arrivare al montaggio, che anche lì abbiamo avuto proprio modo di vedere il premontato con la professionista che l'ha sviluppato e decidere insieme in alcune scene clou qual è stato, cioè, quale inquadratura scegliere, che cosa far dire agli attori. Insomma è stato un momento anche quello bello intenso. Quindi ecco, io ci tengo a dire in particolare questa cosa qui. Secondo me, se l'obiettivo era quello di dare voce a loro, in qualche modo, adesso loro mi devono dar conferma, non gliel'ho chiesto, vediamo se è vero, però per quello che vedo io, secondo me hanno avuto modo di avere questa voce, vediamo se è vero. Ecco, abbiamo preparato un piccolo teaser in maniera tale che possiate o almeno venire la voglia di venire a vederlo il 29, insomma. Lo sapevate che esiste un dolce cingalese che può far innamorare chi lo mangia? E oggi noi la cuciniamo assieme. E i miei figli. Rischia di innamorarsi di me. Cazzo, ne abbiamo persi una valanga. Bastava che tu dicessi, non lo so, chill, raga, nessun problema. Tu dici che non è un problema? Cosa avrei dovuto fare? Mi sa che mi sono innamorato. Che cazzo fai? Certe cose dovrei farle io. Cosa cambia se le faccio io? Il canale che la picco. Raga, ma siete delle bestie. Ma cosa c'entra il consenso? Non ho mica costretta. Ma Amo. Non hanno tutti i torti. Ecco, un teaserino, lascio la parola a Michela che immagino adesso comincerà a raccogliere le sue vittime. Esatto. No, le vittime so che sono state già designate, scusate, e quindi le faccio arrivare. Come avete capito,
giusto per dire due cose, sono due influencer, i protagonisti, che devono fare una diretta social e in questa diretta succedono delle cose e appunto l'argomento è questo. Quindi ragazzi venite, non abbiate paura perché siete voi protagonisti. Ovviamente Martina ha detto il 29 di maggio alle 20:30 al Porto Astra di Padova la prima, ma poi stiamo cercando, e abbiamo già delle altre date per le altre proiezioni perché è già quasi sold out il Porto Astra per la prima. Saremo poi il 4 di giugno nella sede Engim di Vicenza, dove c'è anche un cinema e quindi stiamo organizzando anche con le istituzioni un incontro. Poi saremo il 30 di giugno sempre a Padova al Teatro I Colli che ci ospita per l'occasione e il 19 giugno a Marendole, che è a Monselice, in una cena Sora Optimist. Hanno deciso di dare spazio anche al nostro corto e adesso ci siamo già messi d'accordo con ENAIP per andare anche a Rovigo e gireremo le altre città, anzi aspettiamo inviti anche dalle altre città, anzi chiediamo al consigliere e all'assessore se hanno occasione di aprirci, di aiutarci. So che siamo in contatto anche con il sindaco Mario Conte di Treviso per riuscire a organizzare una prima anche lì. Ragazzi venite? Devo stare qua o devo mettermi là? Come vuole. Come vuoi. Dai, faccio sostegno. Allora, io sono Francesco Maria Vueric del Calvi, piacere a tutti. E in questo progetto io ho avuto due ruoli principalmente e siccome facevo parte del reparto regia sono stato principalmente segretario di edizione per la maggior parte dei giorni di ripresa, ma poi anche l'ultimo giorno ho fatto il ruolo del regista e devo dire che sono due ruoli sicuramente fondamentali all'interno di questo progetto e poi molto interessanti, vissuti poi sul personale. E trovo che in questo cortometraggio ci siano diversi punti di forza, ma quello principale è stato sicuramente il confronto e la collaborazione che siamo riusciti a sviluppare tra noi ragazzi, anche appunto per scrivere questa sceneggiatura che è venuta dall'idea di tanti di noi e secondo me siamo riusciti a mettere insieme quella che più rappresenta e più riesce a trasmettere questa violenza di genere. A me ha interessato di più la parte proprio pratica, quindi quando siamo andati poi a girare il cortometraggio, infatti è stato proprio il momento in cui ci hanno sia aiutato ad ambientarci e a capire come funziona, sia poi noi abbiamo messo del nostro per svolgere questo progetto che è stato molto non impegnativo, però è stato importante credo per tutti noi, siccome è anche una bella opportunità. Poi siccome sappiamo che il tema fondamentale era la violenza di genere, penso che averlo affrontato proprio dal punto di vista anche social sia una cosa molto più attuale, con cui noi riusciamo a capire quello che veramente è la violenza di genere, non solo da magari le persone che la vivono, ma anche quelli che la riescono a vedere, quindi riescono a cogliere veramente cosa accade magari tra due persone. Chi invece magari svaga di più e dà sostegno anche a questa violenza, oppure addirittura è troppo accusatorio su certi comportamenti. Quindi come vedo io una relazione affettiva, credo che i punti più importanti debbano essere la comunicazione sicuramente, la sincerità, la collaborazione e la fiducia tra i partner e soprattutto ci deve essere un forte legame affettivo da parte di entrambi e deve essere un sentimento sincero. Poi sicuramente questo progetto, insieme al percorso di educazione civica che abbiamo anche durante scuola, ci può far affrontare meglio queste tematiche, ci può far capire veramente cosa sia magari una relazione sana o comunque quali siano i comportamenti che non bisogna prendere all'interno di una relazione, ma quello che personalmente mi ha formato di più e mi ha fatto riflettere su questo aspetto è la mia famiglia, quindi le mie relazioni familiari.
Salve a tutti, io sono Alice Caricato e faccio la scuola tecnica commerciale del Calvi. Il mio ruolo nel progetto è stata la regia. Nella regia io mi sono occupata principalmente della numerazione delle scene e del ciak, compito che all'inizio mi sembrava facile, poi si è rivelato nel suo complesso anche molto difficile. No, difficile no, però si è rivelato molto importante comunque perché le scene vanno numerate ed è stato un compito comunque molto bello. All'inizio le scene che mi sono piaciute di più sono state appunto l'inizio del girare questo cortometraggio, perché comunque era una cosa nuova, e la fine nel vedere tutte le scene montate, perché comunque vedere qualcosa per cui tutti noi abbiamo faticato così tanto, realizzato, è sempre una soddisfazione molto grande. Uno dei punti di forza di questo progetto è stato sicuramente conoscere molte persone e soprattutto anche potuto fare l'esperienza lavorativa e essere cresciuta anche personalmente, oltre che dall'aspetto lavorativo, dove magari se in futuro vorrò seguire un percorso del genere, simile, comunque potrò dire di aver avuto una piccola esperienza, però comunque molto importante. Il tema del cortometraggio diciamo che è un tema molto importante e attuale e sicuramente secondo me parlarne attraverso un video potrebbe essere molto importante per i giovani per diciamo fargli avere un'idea che una relazione comunque si dovrebbe basare sul rispetto e che non dovrebbe mai mancare in una relazione e senza rispetto non potrebbe esistere una relazione sana comunque. Infatti è importante ascoltarsi, sostenersi e lasciare all'altra persona la propria libertà e non essere troppo gelosi o avere ipercontrollo sul proprio partner. E questo percorso scolastico e del cortometraggio mi ha aiutato molto a riflettere sul tipo di relazione che desidero avere in futuro e sicuramente è importante stare accanto a una persona che sappia rispettarti, supportarti e farti sentire libera essendo te stessa. Ho capito anche che una relazione sana non si basa sul controllo, ma sulla fiducia, sul dialogo e aiutarsi a vicenda nei momenti difficili. Mi piacerebbe molto partecipare ad altri progetti simili e sicuramente se ci sarà un'occasione di rifare un progetto del genere lo consiglierei a tutti perché comunque è un progetto che cambia molto, ti apre gli occhi, anche se pensi di avere già una conoscenza su questo argomento, vi assicuro che potrebbe aprirvi gli occhi su molti altri dubbi e comunque questo progetto mi è piaciuto molto. C'è qualcun altro dei ragazzi che vuole o deve intervenire? Guardo Martina, so che... Non abbiate paura, loro sono stati tranquilli, se no chiedo anche a un dirigente, a un professore se vuole assolutamente venire. Allora sì, come diceva Martina, tra l'altro il Valle ha fatto anche il documentario, una specie di backstage, ma che ha ripercorso tutto, quindi il 29 avremo proprio la prima, che poi non so nemmeno io quanto dura poi il corto, quindi me lo diranno. Scopriremo il 29, faremo vedere anche il documentario, ovviamente ci saranno le istituzioni regionali e cittadine che verranno appunto a dire due parole, quindi faremo una vera e propria festa quel giorno, un incontro molto bello in cui parleranno anche loro, quindi anche altri. Non so se qualcuno delle scuole vuole dire qualcosa, molto volentieri a disposizione. Insegnanti e dirigenti, visto che siamo qui, molto volentieri. Ragazzi, però vi vedo anche carichi, quindi qualcuno di voi vuole dire? Tra l'altro, ecco, hanno fatto il percorso attraverso, non si chiamano più PCTO, corretto? Comunque hanno i crediti formativi, alternanza scuola-lavoro, ditemi come si chiamano che non mi ricordo più. FSL. Ecco, e quindi hanno avuto anche i crediti, ma penso sia stato più importante l'esperienza. A voi la parola, o ai ragazzi o ai dirigenti? C'è chi ha fatto anche il dietro le quinte del Valle? Dai, infatti sapevo e poi sentiamo anche un dirigente. Loro hanno fatto anche le interviste, loro hanno fatto le interviste a tutti i protagonisti, c'era uno spazietto da Bergamino Arredamenti dove avevano preparato una specie di set. Vai. C'era anche la truccatrice. Ciao a tutti, io mi chiamo Bir, faccio parte del Valle e
All'inizio, parlando col professore, mettendoci d'accordo, avevamo pensato di fare proprio un documentario e mostrare anche come com'è un set da fuori, ma soprattutto com'è anche la nostra visione di aver lavorato per la prima volta in un set cinematografico, che è un'esperienza per noi molto importante, che ci porteremo per il resto della vita. È andata bene, ci siamo anche con il nostro supervisore che ci controllava, che ci diceva un po' come metterci, che domande fare, ci ha aiutato molto. È stata un'esperienza molto interessante e anche che ha fatto soprattutto parlare anche noi studenti che abbiamo lavorato, facendoci un attimo vedere dal nostro punto di vista com'è stata questa esperienza e di come... Allora, ci stiamo ancora lavorando, siamo a metà del progetto, però per ora sta venendo molto bene. Lo finiremo ovviamente prima della prima e saremo molto felici di presentarlo e di farlo vedere. E non so, nient'altro. Grazie. Grazie. Tra l'altro erano uomini e donne, quindi più o meno pari. Forse sì, più o meno pari. Quindi abbiamo fatto la parità anche sul set. Qualcuno delle scuole? Prego. Credo che l'adesione delle scuole con i dirigenti che hanno accolto questa proposta sia il segno di quanto ci teniamo e vogliamo che il tema all'interno delle materie, delle competenze, dell'educazione alle relazioni sia centrale, anche perché una scuola prima di tutto deve occuparsi del benessere, perché se un ragazzo sta bene ed è felice è un ragazzo che ha anche voglia di apprendere, di capire, di conoscere, di essere curioso. Quindi il nostro tema di portarli al lavoro prima di tutto è portarli ad essere uomini e donne attivi, capaci di stare bene in una società che è sempre più complessa. L'essere qui significa che ci tenevamo, abbiamo chiesto l'adesione ai ragazzi, i ragazzi hanno lavorato insieme, un percorso molto complesso, 40 ore in extrascolastico, in un periodo di, non dico fine anno, però di secondo quadrimestre, quindi anche protesi a pensare al risultato finale, significa che questo è un tema centrale, è un tema sostanziale dove la scuola ha un ruolo principale, perché sappiamo che in famiglia non sempre questi temi vengono affrontati spontaneamente. E quindi io, a nome dei dirigenti qui presenti, il Calvi, il Valle, Engim ed Enaip, ringraziamo di questa opportunità, un'opportunità di crescita prima di tutto dei ragazzi, diventate i diffusori e in termini proprio di promozione del lavoro che avete fatto, perché si possa trasmettere prima di tutto dentro le nostre scuole, dentro le vostre scuole, no? E diventate anche dei catalizzatori per quelli che non hanno avuto questa bellissima opportunità di crescita. E io auspico anche che possa diventare questo strumento un'occasione all'interno dei nostri istituti di promozione e di crescita di chi, vedendolo, possa, attraverso le relazioni di classe, di gruppo, anche accompagnati dai loro insegnanti, nelle diverse materie e competenze, approfondire e far vivere relazioni belle, positive e sane. Io ringrazio il cantiere delle donne a nome dei dirigenti qui presenti e dell'assessorato, anche di questa occasione del Consiglio regionale, la consigliere Mosco e l'assessore Mantovani. Grazie veramente Michaela. C'è qualcun altro? Se no poi chiudo la conferenza stampa. Ovviamente il 29 c'è ancora qualche posto, perché poi c'è sempre qualcuno che all'ultimo momento non viene, quindi basta iscriversi dal sito del cantiere, che è cantieredelledonne.it, perché ci sono gli ultimi posti. Ho detto tutto, mi sembra. Vai, Martina. Vai. No, allora volevo solo ringraziare la troupe.
No, almeno dico i nomi di chi ha partecipato al progetto, perché io sono qui in rappresentanza, non potevano venire, ovvero Salvatore Frisina che ci ha dato una mano a scrivere la sceneggiatura, Francesco Giacomel che è direttore della fotografia, e Damiano Sandei che ha gestito la fotografia ma anche tutta la parte di gestione dei file eccetera, e Uber Mancin che è il responsabile del documentario, e Alessandra Cernic che in questo momento sta finendo di montare il corto, e Eugenio Capello, Mattia Scardellato, insomma tutte queste persone che davvero sul set ero indecisa se dire supportato o sopportato e i 35 ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto. No, sono stati assolutamente preziosi. Su questo appunto chiudo dicendo che è vero, la regia è sicuramente importante, la scrittura è importante, ma sono felice che si sono resi conto tutti quanti, tutte quante, del fatto che dietro a una buona idea e a una buona regia ci deve essere una troupe di professionisti che supportano la produzione, quindi che facciano proprio delle cose molto fisiche, quindi mettere un trucco, decidere un costume, sistemare una luce, eccetera. E oggi è molto importante ricordarci di queste figure perché insomma sono quelle che fanno davvero il cinema. Ecco, i premi arrivano poi, i registi eccetera, bisogna sempre ricordarci che dietro c'è un gran formichio, ecco, che si muove. Esatto. Ma infatti io aggiungo solo che nei titoli di coda ci saranno anche tutte le persone che hanno donato. Questo è importante perché fanno parte anche loro della squadra, quindi è veramente un'opera collettiva dell'ingegno, come si suol dire. Tra l'altro ne approfitto perché la settimana prima, venerdì, avremo un incontro proprio sul disagio, la violenza e all'orto botanico, che anche quello è già sold out, però insomma abbiamo lavorato molto su questa tematica con i ragazzi, perché anche lì saranno i ragazzi protagonisti. Quindi grazie davvero al Consiglio regionale e grazie alle istituzioni, perché è importante se siamo qui, perché è un lavoro di squadra anche con le istituzioni e con il territorio, che è la cosa in cui crediamo davvero moltissimo, perché ognuno di noi può fare la differenza anche facendo piccole cose, come diceva Martina, dal trucco al parrucco a fare ciak, come è stato detto prima. E davvero grazie, vi aspettiamo il 29 alle 20:30 al Porto Astra. Grazie ancora al Consiglio regionale, alla consigliere Mosco, e buona giornata.